Una traversata tempestosa ha portato in Sardegna il Presidente della Repubblica col Ministro Aldisio. Le strade sconvolte non permetteranno dei naudi di recare dovunque vorrebbe il messaggio affettuoso del resto d'Italia. Mura vera, la stessa desolazione veduta in Calabria e in Sicilia, ma ogni paese ha la sua pena nel male comune. Villa Puzzu è isolata dalla rabbia del fiume. I vigili del fuoco hanno appena terminato di salvare 11 operai da uno zatterone. Le strade corrono tra luoghi dove sono bastati 3 giorni a distruggere il lavoro di anni. San Vito. I sardi applaudono questo presidente che sa, come loro, dire le parole essenziali. Ecco la pianta del cantiere di lavoro. Si tracciano i perimetri delle case di fronte alla scuola che, non ancora inaugurata, è divenuta ospizio di senza tetto. Donna Ida porta il conforto della sua presenza materna. La Marina Militare nel porto di Napoli è la prima ad accogliere il presidente di ritorno sull'Andrea Doria. Fedeltà di soldati che riassume e simboleggia quella che nei giorni delle prove è solidarietà dei cittadini.